La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura la cronaca giudiziaria. È stato confermato l'ergastolo per Leonardo Cazzaniga, l'ex viceprimario del pronto soccorso di Saronno, ritenuto responsabile di una serie di omicidi anche di pazienti ricoverati. Lo ha deciso oggi la Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha assolto Cazzaniga per 3 casi su 12. I giudici hanno in sostanza accolto la richiesta avanzata dal sostituto PG Nunzia Ciaravolo. Sono però 10 gli omicidi per cui è stata confermata la condanna dell'ex viceprimario, dato che, tolti 3 per cui è stato assolto, se ne è aggiunto un altro, quello di Domenico Brasca. Siamo alla pagina dedicata al Covid, i dati odierni in Lombardia, processati 38.490 tamponi, 1.975 i nuovi positivi, per un indice di contagio del 5,1%. I decessi registrati oggi sono stati 94, guariti o dimessi 3.227. Per quanto riguarda i ricoveri, flessione di 24 pazienti in terapia intensiva, siamo attualmente a 787, calo anche negli altri reparti di 36 persone, siamo a 5.727. Per finire i dati riguardanti le province, Varese oggi è al secondo posto in Lombardia con 457 nuovi contagi, dietro a Milano, prima con 506. Ci trasferiamo adesso nell'Alto Milanese perché nel 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti sono aumentati i decessi del 40%, evidentemente con una pesante incidenza del Covid. Ci spiega tutto comunque in questo servizio da Legnano Luigi Crespi con la collaborazione per le immagini di Walter Todaro. Nessuna sorpresa, il 2020 è stato un anno difficilissimo, con un aumento della mortalità in tutto il mondo a causa dell'epidemia del coronavirus. Però vedere nero su bianco i numeri riassunti dall'Istat e pubblicati alla fine di marzo fa sempre una certa impressione. Nell'Alto Milanese, negli 11 comuni dell'Alto Milanese attorno a Legnano, Capofila, i morti sono stati 2.436, con un aumento di quasi il 40% rispetto alla media del quinquennio precedente, cioè la media dei morti registrati tra il 2015 e il 2019. In certi casi l'Istat permette anche di valutare la mortalità mese per mese. Il record in questo caso a novembre, nella concomitanza con la seconda ondata pandemica, e quando ad Airago si è assistito a un aumento dei decessi pari a oltre il 500%. Legnano anche in questo caso è nella media, con valori che non si discostano troppo da quelli dei comuni della zona. La pagina sportiva, partiamo con la pallacanestro, campionato di Serie A, domani torna sul parquet la Open Job Metis Varese, giocherà in casa a Masnago contro Venezia, la squadra di Bulleri cerca 2 punti per mettersi tranquilla quasi definitivamente in chiave salvezza. Palla 2 alle 18:30. Ed ora il calcio perché domani mercoledì si gioca in campionato in Serie D. Alle 15 la Castellanzese, che sta lottando per il primo posto, ospita il Chieri. Contemporaneamente in campo anche il Legnano in casa contro il Dertona. L'Arconatese a Busto Garolfo ospiterà il Bra, mentre la Caronnese sarà di scena a Fossano. Ancora fermo causa Covid il Varese, intanto è stata ufficializzata la fermata del campionato per quanto riguarda l'andamento regolare di domenica 25 aprile e domenica 2 maggio, due domeniche che verranno sfruttate per recuperare le molte partite rinviate a causa del virus. La fine del campionato di Serie D slitta così dal 6 al 13 giugno. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, a tutte e a tutti l'augurio di una buona serata, a domani.